Dopo il Giro d'Italia, Agrigento al centro, questa volta della Sicilia, anche per lo Statuto, la celebrazione di quella che potremmo definire la nostra mini Costituzione della Sicilia. Il governo regionale ha scelto proprio la Valle dei Templi con un concerto finale per parlare dello Statuto. Un po' bistrattato, dobbiamo dire, anche se dal punto di vista normativo dicono che è importante e ci sono delle norme per quanto riguarda l'autonomia che tantissime regioni ci invidiano, forse un po' per colpa nostra o chissà perché non riusciamo proprio ad applicarlo e non è in realtà quel volano che dovrebbe essere. La Sicilia al centro del mondo, però un centro un po' sbilenco. Vabbè, ma non siamo qui proprio per fare i criticoni, anzi noi come da tradizione siamo sempre propositivi e positivi e quindi dobbiamo continuare ad esserlo. Il nostro appuntamento settimanale, Target, il vostro quotidiano appuntamento, oserei dire, anche se in realtà noi andiamo in diretta in prima serata il mercoledì, però poi come sapete nel corso della settimana e in vari orari ci sono le repliche per cercare di abbracciare un pubblico più vasto possibile e cose insomma che riusciamo a fare bene, anche perché poi oltre all'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e in parte della Calabria meridionale, ci seguite sul nostro sito www.televideoagrigento.tv, dove negli stessi orari c'è lo streaming, ma anche dove c'è il link dedicato di queste e delle altre puntate che potete vedere e rivedere a vostro piacimento. E dopo questa introduzione allora passo a presentarvi gli ospiti della puntata. Iniziamo con Sergio Coniglio, lui è dirigente scolastico, una volta preside, ma insomma nel cuore si è sempre presidi, dell'Istituto di Istruzione Superiore Re Capriata di Licata. Continuiamo con Lina Urso Gucciardino, è la presidente del Centro Culturale Renato Guttuso di Favara. E poi continuiamo con Marisa Messina, lei è la vicepresidente di un'associazione, si chiama Apnoici Italia e ci spiegherà chi sono e di che cosa tratta. Gradito ritorno a Target per Rosario Marchese Ragona, lui è presidente di Confagricoltura Agrigento, però insomma dice che è anche un agricoltore, questo ci tiene principalmente ad esserlo. E poi continuiamo con Francesca Epifani, lei è un'attrice che proprio in questi giorni è alla Posta Vecchia di Agrigento. E allora, dottoressa Messina, svegliamo subito questa associazione Apnoici, che sono quelli che vanno sotto il mare, sott'acqua, perché infatti, hanno una grande potenza respiratoria in apnea? Lo slogan che troverete nel nostro sito, proprio lei proprio mi introduce in maniera proprio netta, lo slogan che trovate nel nostro sito è che l'apnea non è soltanto uno sport, ma nel nostro caso è anche una sindrome, quindi una patologia, proprio la patologia che avviene nel sonno. Sono dei disturbi che adesso, oggi come oggi, sono molto ormai purtroppo molto presenti sul territorio sia nazionale che insomma un po' ovunque. Infatti la patologia soltanto in Sicilia, i dati diciamo che noi abbiamo sono 500.000 persone che soffrono di questo. Bene, ma approfondiremo questo argomento e ci spiegherà quali sono le caratteristiche, come soprattutto si soffre di questa patologia. Rosario, dicevo insomma il titolo accademico è quello di presidente di Confagricoltura, però essere in campagna a contatto con la natura ed essere un coltivatore, lo hai sempre detto, ti fa onore. Ma ci stiamo meglio peraltro, sì. Perché poi una delle negatività dell'agricoltura e della nostra agricoltura e della nostra imprenditoria agricola è la burocrazia. Quindi devo dirti che poi sto meglio quel poco tempo che dedico alla mia azienda, alla mia piccola azienda, che quando ahimè sono in giro per la burocrazia. Vabbè, però insomma possiamo definire Confagricoltura una parte della burocrazia?
Ma sai, io credo che Comprecultura sia dalla parte, anzi deve essere dalla parte dell'imprenditore agricolo nell'aiutarlo a semplificare la burocrazia. Ah, ecco, allora quindi lei la Abbiamo matassa di pane, non dei non punti il di vista carbone, diversi, caro Giuseppe. No, io chiedevo, non era un'affermazione, era una richiesta. Chiaramente per me è comunque un impegno. Quindi... Sicuramente. Professore Coniglio, il dirigente del glorioso, devo dire, Re Capriata, ai tempi della mia presenza liceale al liceo Empedocle di Agrigento, anche 50 kg fa, su per giù, insomma, avevo molti avversari, tra virgolette, nel campo dell'atletica leggera, nel Re Capriata, bei tempi. Direi proprio di sì, perché innanzitutto è la scuola più antica. Ho celebrato il 60° nel 2010, la scuola è stata fondata nel 1950, quindi direi che è più antica rispetto al liceo Leonardo, che vengo da lì. Adesso la denominazione è Istituto di Istruzione Secondaria Superiore. Dopo gli ordinamenti, dopo il cambio di riforma che c'è stato, viene chiamato con IISS, significa Istruzione Superiore Scuole di Secondo Grado, perché tecnicamente non c'è solo un ordinamento, per esempio nel mio ce ne sono 3, hai indirizzo tecnico-economico, indirizzo tecnico-tecnologico e poi c'è istituto professionale dei servizi alberghieri. Quindi bene, non l'abbiamo invitata, sì, non l'abbiamo invitata per parlare della scuola, ne parleremo anche, ma per questo convegno che è in programma presso lo spazio Temenos di Agrigento sui 40 anni di leggi contro la vita e la famiglia. Sì, direi che... Perché contro? Perché di fatto è contro, perché dicevo la stessa 194 che il 22 maggio praticamente compie il 40° anno, era una legge diciamo per i legislatori che recita così: tutela della maternità. No, la tutela della maternità di fatto, che era la parte iniziale, primo articolo, secondo articolo, fino al terzo, quarto articolo, il resto poi si è sciolto perché ad ora sugli annali dei statistici del Ministero della Sanità ci sono 6.200.000 aborti che sono, diciamo, all'anagrafe degli aborti. Detto questo, è chiaro che è una legge anticoncezionale, è stata pensata per tutelare la maternità, ma si è tradotta in un infanticidio. Bene, ne parleremo anche di questo. Conosciamo, padrona di casa, possiamo definirla per le tante occasioni che ci onora della sua presenza, la Presidente del Centro Guttuso, Lina Urso Guicciardino. Domenica prossima Mimosa d'Oro, 28ª edizione. 28ª edizione, tantissime, vero? A chi lo dici? No, dico sì. Siamo stanchi? Assolutamente no. Assolutamente no. Anche tutto perché, pronto? Sì, tutto pronto, anche perché effettivamente le giuste scelte, i temi che abbiamo portato avanti, l'impegno e i risultati che abbiamo ottenuto veramente hanno fatto della nostra Mimosa, dico nostra perché mia e tua, e di tutti la Mimosa, hanno fatto veramente una manifestazione che ormai nel cuore e nella mente, diciamo, non diciamo di Agrigento, degli agrigentini, la provincia, ma dei siciliani. E anche un po' oltre, perché ormai da diversi anni, insomma, ha varcato il limite della Sicilia, è diventato un ambitissimo premio nazionale. Soltanto un accenno per, chiamiamolo così, il tema di quest'anno, che poi in realtà non è un tema, ma è comunque una propensione del Centro Guttuso, ovvero la donazione degli organi. La Mimosa Nostra è stata sempre un impegno sociale. Quest'anno forse l'è ancora di più perché affrontiamo un tema molto forte. Il Centro Guttuso apre alla donazione perché riteniamo che il trapianto organi, che è una delle conquiste, diciamo, scientifiche più belle per quanto riguarda l'uomo, è qualcosa di bello, qualcosa di meraviglioso, perché per mezzo del trapianto di un organo sano che va a essere trapiantato in in una persona che già è destinata a morire, è qualcosa di bello. Però noi, più che parlare del progresso scientifico, diciamo, perché vogliamo cercare di inculcare il senso della cultura della donazione, perché è una cosa bella, perché donare, diciamo, è un atto d'amore, è l'atto più bello che una possa fare.
e pensare che un'altra persona che era destinata a morire, a soffrire, può vivere con qualcosa di nostro, della nostra famiglia, veramente è qualcosa di forte, è qualcosa che ti fa sentire veramente utile, vero, e se riflettiamo, perché non è facile dire io mi muore un parente e io dico date gli organi ad un'altra persona, ma appunto per questo è un atto di amore il più grande che ci può essere, e nel momento in cui tu soffri cerchi di dare la gioia agli altri. E il premio proprio va alla Presidente Nazionale AIDO Flavia Petrin, sì. Poi con gli altri riconoscimenti ne parleremo dopo. Conosciamo la nostra ospite ultima, insomma, della serie, ma non per l'ultima naturalmente. Francesca Epifani è un'attrice che è impegnata, dicevo, al teatro Posta Vecchia. Una donna sola, che poverina. Perché è il titolo dello spettacolo. Ah, ecco, solo per quello. Anche mi hanno perché ingannato gli autori, mi hanno detto e mi hanno scritto Francesca Epifani, una donna sola. Dico, poverina. No. Però la verità è che in scena effettivamente sono sola. È il titolo dello spettacolo di Franca Rame. È uno spettacolo che lei ha scritto negli anni 70, quindi un po' di tempo fa, ma che sia come tematica che come contenuti, insomma in generale è molto molto attuale. Noi ne abbiamo fatto una versione un po' più up, diciamo così, un po' più brillante, ma effettivamente il tema di cui noi andremo a parlare è la violenza domestica, diciamo Bene, così. approfondiremo allora questa tua interpretazione della donna sola, perché volevo ritornare al preside, al dirigente Coniglio. Cioè io da buon uomo di sinistra, ecco, quando ero al liceo lo ero, credevo che la legge sull'aborto fosse una conquista. Mi stai facendo cadere un po' dei pilastri, professore. I dati non sono dei pilastri, sono la realtà, cioè di fatto è una legge anticoncezionale, perché per qualsiasi motivo la donna può andare a fare l'aborto, qualsiasi motivo, psicologico, eccetera. Detto questo, ormai è da 6 anni che c'è l'inverno demografico, cioè in Italia non nasce più nessuno, tanto che le scuole stanno chiudendo. Attenzione, parliamo di problemi drammatici, ma dietro questo apparente progresso, che c'è il mito del falso progresso, c'è tutto ciò che in questi giorni proprio Benedetto XVI, regnante pontefice, ha scritto un libro che consiglia a tutti di leggere, Liberare la libertà, che ormai è un'epoca in cui da un punto di vista antropologico tutti i desideri, tutte le libertà devono trovare normativa. Ma quello è reale, però, per esempio il diritto al concepito, a venire alla vita, perché dal momento che tu innesti il procedimento della vita non puoi bloccare l'apprecimento, perché il tuo diritto contraddice l'altro diritto, che è quello, il primo diritto fondamentale di una nazione civile, che è quello della vita. Detto questo, perché dobbiamo segnatamente celebrarlo in senso chiaramente non, come direbbe la Bonino, facciamo il tagliando a questa macchina di morte, perché è una macchina di morte, ripeto, 6 milioni e 250.000 bambini mancano all'appello. Vabbè, dobbiamo vedere è molto più povero di questi aborti, sono quelli terapeutici, quelli di scusa, stai parlando con uno che sì, ho capito, sono quelli di violenza, ce ne sono tante, insomma. Ho capito, ma non penso che siano 6 milioni e mezzo di violenze, che non mi pare che sia questo il discorso, perdonami, perché sennò significa spostare il discorso in chiave sempre ideologica, e questo non va bene, che stiamo pagando il prezzo dell'ideologia su questo punto. Il problema è questo, cioè, ripeto, la legge 194 recita norme per la tutela della maternità, non si può, ripeto, tradurre in un infanticidio, perché 6 milioni è uno Shoah bianco. Detto però questo, non per contraddire, devo dire che insomma, è stata approvata, votata dal Parlamento, c'è stato anche significa un la maggioranza, perché c'è stata una maggioranza che l'ha votato, è una normativa, è una legge nazionale. Sì, e allora in termini di coscienza diciamo una legge appositiva, cioè tu praticamente il diritto che diventa delitto, che è un delitto, noi preghiamo ogni sabato all'ospedale. Posso spiegare, perché sennò se devo essere attaccato su questo, mi pare che questa cultura è una legge mascherata dello Stato che va rispettata. Ma nessuno, ognuno ha, scusi, ma ha sentito dire che io non la voglio rispettare? No. Io sto lamentando che una legge che nasce per tutta la maternità
si è tradotta, te ripeto, in un infanticidio, e i dati statistici dell'ordinanza ministeriale della sanità sono lì, 6 milioni 200 e passa. Dopodiché, dico, l'Italia sta vivendo un inverno demografico, non lo dico io, tutta la Chiesa romana lo dice, che se continua così, una politica senza un'operazione a favore per la vita, una politica senza una politica economica per la famiglia, chiaro, per le famiglie quando ti arriva un figlio diventa un peso e quindi lo fanno fuori. Di fatto si è tradotto in questo. Questo non riesco a dire, però, semplicistico della legge che diventa non è semplicistico. Un processo di anticoncezionale, insomma, mi pare che c'è da parte mi pare che c'è una visione chiaramente di natura ideologica. Io ti dico, sono laureato in architettura, vengo da quel mondo della sinistra. Voglio dire, quindi di chi stiamo parlando? Io sto valutando quello che è la legge. La legge è una legge antivita. Le opinioni sono sicuramente... Ripeto, la legge è una legge antivita, quindi è chiaro che va fatto il tagliando, nel senso che va rimodulata, perché non può andare avanti così, perché l'Italia si sta scavando una fossa, perché, ripeto, non nasce più nessuno. All'interno del convegno c'è questa posizione dei giuristi per la vita. Non ho parlato infatti del convegno, volevo dire... ecco. Abbiamo anche tempo ancora di parlarlo, non è una trasposizione diretta, professore Coniglio, stia calmo. Sono calmissimo, però mi dà fastidio quando il progressismo ideologico vuole diventare e affermarsi dicendo che tutto ciò che di fatto nella realtà è negativo è positivo. La regressione religiosa può fare anche altro, ma non siamo qui per controbattere, assolutamente. Ognuno esprime le proprie opinioni, e credo che se i giuristi per la vita hanno ritenuto opportuno parlare di questa cosa, sicuramente ci sarà uno spazio adeguato e anche una partecipazione per ognuno esprimere quello che è il proprio pensiero. Ritorneremo sui temi del convegno per ritornare agli apnoici. Allora, dicevamo, perché uno va in apnea? Perché è ammalato, perché ha qualcosa che non funziona nel suo corpo? No, fondamentalmente diciamo che sono 3 i motivi per cui si scopre di essere apnoici. Uno è sicuramente una struttura, proprio una struttura a livello del palato e della mandibola, che presenta proprio quelle caratteristiche che fanno sì che la patologia emerge. Un'altra è l'obesità, anche se c'è da dire che oggi gli studi molto avanzati hanno messo in luce che l'apnoico non è necessariamente una persona su di peso, obesa. E poi c'è anche una forma di familiarità, quindi una predisposizione alla patologia. La patologia purtroppo sta diventando, dai numeri con cui si rende si rende proprio visibile a livello pubblico e privato, sono dei numeri proprio quasi da epidemia, soltanto che la stessa persona che ha questo tipo di sintomo non accetta e molto probabilmente arriva alle cure in maniera magari non diretta forse magari non subito. Non ci si accorge di soffrire di questa patologia. Non ci si accorge, infatti è fondamentale nella sindrome, di fondamentale importanza nella diagnosi, è proprio il vicino di letto, la persona con cui tu dormi, che fa emergere il problema, perché magari disturbi, perché si accorge con preoccupazione che la persona che gli dorme accanto ha delle pause di respiro, che è questa l'apnea, e quindi l'apnea. Abbiamo parlato dal punto di vista e dall'aspetto medico, ma per quanto riguarda invece l'associazione naturalmente nasce per dare un supporto a questo. Sicuramente, no? Siccome abbiamo bene o male i dati sono veramente allarmanti, l'associazione Associazione Apnoici Italiani è un'associazione Onlus,
Fondamentalmente è un'associazione per supportare i pazienti, ma è fatta ed è costituita da pazienti apnoici, quindi conosciamo il problema, la sindrome proprio perché la viviamo nel quotidiano e quindi siamo in grado di poter supportare la persona appunto che si avvicina in maniera diretta o in maniera indiretta alla problematica in maniera, diciamo, corretta fondamentalmente, nel senso che voglio dire corretta, nel dare appunto un'informazione corretta, senza dare informazioni di tipo allarmistico, perché è una patologia sì molto ampia ma che comunque è curabile, quindi questo è importante, è fondamentale. Dal punto di vista normativo, diciamo, ci sono delle leggi a supporto e a garanzia anche a tutela degli apnoici? Certo. Allora, la patologia è una patologia, io dico sempre, quando viene diagnosticata l'apnea notturna, cioè il paziente non ritorna a casa con una prescrizione, prendi la pillolina la sera e hai risolto il problema, purtroppo non funziona, facile, forse. Esatto, non funziona così. Allora, l'apnoico ha diciamo, diverse possibilità per curare la sua patologia. Uno è fondamentalmente chiaramente la più comune, è quella alla portata di quasi tutti i pazienti, è la CPAP. No, è un ventilatore. Il ventilatore. Io credevo che prima di tutto fosse sicuramente passiamo a 70 che le cose andranno sicuramente bene. Gli esperti della patologia la prima cosa che consigliano è chiaramente di scendere di peso. Nel momento in cui poi la patologia viene diagnosticata, c'è tutta, diciamo, una procedura con degli esami specifici, e allora lì, diciamo, che chiaramente il paziente va orientato in quella che è quella più adatta alla sua patologia. Quindi o la cura consiste nel dormire con una CPAP, che sarebbe un ventilatore con una maschera che dà la possibilità praticamente di aprire la via respiratoria, perché praticamente è un'ostruzione l'apnea, un'ostruzione alle vie. Non è che è un malfunzionamento dei polmoni, è proprio assolutamente. Il dotto che deve immettere aria dentro di noi si chiude. Esattamente, è solo quello il problema. E avviene soltanto di notte, però le conseguenze della patologia noi le viviamo nel quotidiano, durante il giorno, perché chi non fa uso, diciamo, della cura appropriata soffre di stanchezza, soffre anche a livello di attenzione, un'attenzione che cala, quindi c'è, diciamo, poi tutto un quadro. Il problema è notturno, ma il quadro proprio, diciamo, di sintomatologia è anche diurno, perché ci sono poi dei problemi, insomma, che se non ben... Però di contro può andare in apnea a mare, quindi già è un'agevolazione che mi consente la battuta. Bene, ritorneremo anche perché, come diceva la dottoressa Messina, l'associazione è a supporto degli apnoici, quindi sicuramente offrirà anche delle consulenze, ne parliamo dopo, perché volevo ritornare con Rosario Marchese Ragona a parlare di agricoltura, che è sicuramente la cosa primordiale dell'uomo e che deve continuare ad essere, però tra maltempo, tra crisi economiche, tra fondi europei che non arrivano, sembra che questa terra non dia più lavoro e non dia sostentamento. Facciamo parlare la dottoressa Messina, perché anche noi siamo in apnea, quindi dico, vediamo se può essere troviamo una soluzione anche. Ci vuole un ventilatore. Io anche credo ormai basta, magari. Quello che succede è sotto gli occhi di tutti, noi probabilmente è perché il nostro lavoro è per noi un motivo di vanto, è perché poi siamo a tutela di chi lo fa e lo facciamo con grande passione, lo viviamo e lo tocchiamo quotidianamente, lo viviamo più da vicino. Quello che sta succedendo nel mondo agricolo veramente è paradossale, perché c'è una crisi latente e diffusa dei prodotti, del non valorizzare i nostri prodotti non indifferente. Qualcuno, e non mi stancherò mai di dirlo, non capisce che non è solamente un problema economico, ma è anche un problema sociale,
perché quando delle imprese agricole, voi considerate che ad Agrigento, ma non solo ad Agrigento, nella regione Sicilia, per non andare oltre, l'agricoltura interessa tantissimo il prodotto interno nazionale lordo. Ad Agrigento, come nel resto della regione, non ci sono grandi industrie, quindi tantissimo indotto crea l'agricoltura, come il turismo, ma le cose almeno dalle nostre parti devono camminare di pari passo. Nel momento in cui va in crisi un settore primario come quello dell'agricoltura, capite bene che si va a creare un problema sociale non indifferente, perché tantissimi sono le persone che poi sono disoccupate, tantissime sono le persone che non hanno da che vivere, tantissime sono le persone che hanno bisogno di lavorare. Io credevo che invece attualmente la situazione era inversamente da come dici tu, credevo che ci fosse un ritorno alla terra, che c'è grandissimo va avanti, che noi produciamo delle cose di eccellenza. Diciamo le stesse cose, il Vinitaly è finito da poco, le aziende siciliane sono state tra le più premiate, il vino siciliano va alla grande. Il problema è che i costi di produzione sono eccessivi, il problema è che il mercato spesso viene inquinato clandestinamente da prodotto che siciliano o italiano non è, che viene confuso nei banchi della grande distribuzione come se fosse un prodotto italiano. E per questo ci vorrebbe anche un'azione più forte, dicevo, di voi dal punto di vista della burocrazia e delle cose di legge. Io una volta comprando una cosa al supermercato, Rosario, leggevo che il prodotto è in Sicilia, cioè prodotto perché lo stabilimento è in Sicilia, ma tutto il resto viene chissà da dove. Premesso che noi non facciamo le leggi ma proviamo a leggere, potreste anche stimolarle, a capirle, a interpretarle, a dare dei consigli quando il legislatore li accetta, ed è questo poi il compito che la Confagricoltura, non solo agrigentina o regionale o nazionale, prova a fare, confrontandosi quotidianamente col mondo politico, provando a dare anche dei giusti consigli. Ma le leggi non li facciamo noi, e devo dire che ce ne sono forse troppe di leggi a tutela dei prodotti e del consumatore, solo che spesso non vengono applicate o vengono applicate in maniera sbagliata, perché sai quanti organismi ci sono deputati al controllo del prodotto che viene da fuori, quanti enti pagati e strapagati che ci sono per controllare se nei porti siciliani, e non solo nei porti siciliani, arriva prodotto dall'estero o prodotto clandestino o prodotto che non è salubre. Perché c'era una nave piena di grano che vagava. Non ultima, abbiamo saputo di una nave, ma quante navi nel frattempo sono entrate? Io leggevo stamattina, per andare in uno stabilimento siciliano, ma sai, la beffa è quella che il nostro grano non viene venduto, viene svenduto, il grano che viene dal resto del mondo ritenuto da loro un rifiuto tossico, come nel caso del grano trovato lì a Pozzallo, in questa nave di Pozzallo, era considerato un rifiuto, e che poi qualcuno aveva pure proposto un trattamento chimico, guarda caso, dando pure la beffa per rimetterlo. Il nostro grano invece resta ancora nei silos e viene valutato ancor meno di quello che viene da fuori, perché sai, spesso noi siamo in Europa e spesso i disciplinari di produzione non sono uguali, ahimè. Il nostro prodotto, il prodotto siciliano e il prodotto italiano viene controllato e viene seguito con i disciplinari di produzione. Il prodotto che viene dal resto del mondo basta che viene sdoganato in un porto dove c'è meno controllo e poco interesse. Nella fattispecie tu ricordavi bene la nave che è stata bloccata a Pozzallo, era stato sdoganato in Francia. Immaginati tu i francesi di grano duro quanto ne capiscono, e essendo sdoganato in un porto europeo può circolare liberamente e scaricare in un qualsiasi porto europeo a danno della salute di ognuno di noi, perché secondo report medici che ci sono, la gran parte di malanni, tra virgolette, ma sappiamo tutti a che cosa mi riferisco, di tumori, di celiachie, di tumori al colon, eccetera, eccetera, sono dovuti principalmente al glutine, principalmente alle tossine che ci sono su questo grano che siciliano non è, e principalmente all'alimentazione che ognuno di noi fa, perché poi il consumatore viene così
un attimo distratto dalle etichette, perché è un prodotto lavorato in Italia, ma non prodotto in Italia è considerato un prodotto italiano, perché finalmente abbiamo raggiunto in Italia la legge sulla tracciabilità, ma in Europa la legge sulla tracciabilità non è applicata. Quindi probabilmente in Italia il prodotto in italiano c'è scritto da dove viene, il prodotto europeo che ti viene da chissà dove non ti viene scritto. Questo tutto a danno del consumatore e della salute del consumatore. Bene, poi mi devi parlare anche di aspetti positivi. 3 secondi io poc'anzi, 3 secondi io provando, tre secondi provando, ti do un dato proprio, stavo venendo qua, sentivo dei vostri colleghi radio in macchina che c'è un noto supermercato, una nota catena che opera in Italia, che in italiana non è, che in questo momento fa la promozione del ciliegino a vaschetta del 500 grammi a 95 centesimi, oggi ci hanno bombardato con questa pubblicità. Ti posso dire che oggi il ciliegino prodotto dalla mia azienda, dalla mia piccola azienda che ho nel Vittoriese, quindi non molto distante da qua e sicuramente ti assicuro prodotto siciliano, al mercato di Vittoria è stato venduto a 40 centesimi. Quindi da una parte, confezionato, quindi da una parte il produttore gli viene pagato a 40 centesimi quanto ha un costo di produzione almeno di 80, dall'altra parte il consumatore, io capisco i costi, il rischio dell'invenduto, io capisco il costo, non tanto di confezionamento perché lo confezioniamo noi, quanto di trasporto, di pubblicità eccetera eccetera, ma quello stesso ciliegino 95x2 credo che faccia 1,90 €, viene venduto quante volte in più? Allora, in questo sistema i fregati siamo due, non mi stancherò mai di dirlo, probabilmente l'avrò detto altre volte in questa emittente che mi dà la possibilità ogni tanto poi di parlare, e di questo vi ringrazio. È il consumatore che è fregato, è il produttore, ma tutto va a danno della nostra economia. Bene, poi potete parlare qualcosa di positivo però, sì. Altrimenti poi c'era pure la signora Guicciardino che dice io mangio chiodo. Sì. Non è che mi farebbe male, no, assolutamente bisogna mangiare bene, bisogna scegliere il prodotto. Bene, dicevamo la donna sola, però una donna sola a volte si carica anche di forza, mette fuori tutto quello che di positivo c'è dentro. Raccontaci la tua donna sola, Francesca. Allora, la mia donna sola, che poi come dicevamo prima è la donna sola di Francarame, è Maria, una donna molto forte, una donna che vive praticamente chiusa in casa da questo simpatico marito, che non ha altro da fare se non pensare ai figli, badare alla casa, è pienissima di regali che il marito le ha saputo fare in questi anni, quindi un sacco di elettrodomestici, una vita apparentemente perfetta, che però viene poi sconfessata dall'incontro fortuito con una nuova vicina di casa, una dirimpettaia, con la quale Maria finalmente si libera, riesce a confessarsi e a raccontare questa vita che così rosea, così perfetta poi non è. È uno spettacolo molto bello, molto divertente, anche se magari detto così non sembra, no? Dice mamma mia che pesantezza, è uno spettacolo invece molto divertente che utilizza proprio il linguaggio comico anche per far giungere un pensiero, una riflessione diversa nello spettatore. Ti blocco un attimo perché so che abbiamo portato un minuto circa, un minuto e mezzo, insomma, abbiamo estrapolato questa presentazione del tuo lavoro. Una donna sola, vediamo cosa ci propone il video. Come dice? La polizia. Tutto il palazzo si è affacciato. Ma chi è che ama in questo palazzo? Ma forse ama al quarto piano. Orgasmo adulto fuggito da circo americano. Suona, aggredita non so, l'orgasmo è impazzito. Va via di quello, va via! Prendile! Mi tiene in casa con una carina scema. Mi riempie la faccia di stelle, e subito vuole fare l'amore. Sì, l'ha capito bene l'amore. No, guardi, qui al quarto non ama nessuno, forse ama giù al secondo. Diciamo che non possiamo stare insieme, no, due figli, un marito, un cognato. Vedrò chi è? Ivanka. Signora, ti prego, signora, mio figlio non sta più bene. Sempre pronta devo essere io. Come deve essere? Lavata,
sai, se non può fare l'amore con me, io mi ammazzo. Ma io non sono un assassino. E allora mi salta giù dal letto. Nudo. Com'era nudo, signore? Ma io non ci sto. Non sento niente. Bene, dicevi che hai un po' modificato o un po' trasformato il testo originale della Rame? No, allora il testo è originale, abbiamo semplicemente attualizzato, diciamo, dei particolari che effettivamente erano ancora un po' retro, tipo il nome del Papa negli anni è cambiato, e qualcosina l'abbiamo attualizzata, ma fondamentalmente il testo è rimasto intatto. Questo è un dato molto importante in realtà, perché esattamente... Il testo, dicevi, è rimasto intatto, ma è ancora attuale? È molto attuale. Il motivo per cui è rimasto intatto è proprio il fatto che sia molto molto attuale, quindi un testo che oggi come non mai, visto che si parla tanto di femminicidio, di violenza sulle donne, guardando, osservando, ascoltando questo spettacolo, ma anche facendolo, ci si rende conto che cavoli, stiamo sempre a parlare delle stesse cose, 40 anni fa come oggi. Quindi è uno spettacolo da vedere, io lo consiglio un po' a tutti, alle donne ma soprattutto agli uomini. Ecco. Lo spettacolo è in programma è giovedì 17 alle ore 21 al Teatro della Posta Vecchia. Sì. La prima volta ad Agrigento? È la prima volta in assoluto in Sicilia per me, per fare questo spettacolo. 2 settimane fa sono stata in Sardegna, infatti adesso sto scherzando, dico sto colonizzando le isole quest'anno, perché negli altri anni, insomma, questo spettacolo va avanti da 2-3 anni. E poi mi sono fermata per maternità, diciamo, quindi ho dovuto fermarmi per forza, ma siamo andati in tutta l'Italia e quest'anno è l'anno delle isole. E la prima volta in assoluto in Sicilia, ma sono contentissima di venire qui ad Agrigento perché so che questa rassegna sta andando benissimo, è gestita da ragazzi con una grandissima voglia di fare, con un grandissimo talento, e quindi anche se mi sono fatta un viaggione, perché arriviamo da Roma, sono molto soddisfatta di essere presente in questa rassegna. Volevo ritornare all'incontro con la vicina di casa. Sì. Generalmente le vicine di casa sono quelle che sono più curiose, quelle che ti danno un po', insomma, da parlare, a volte si bisticcia, questa volta invece le due hanno legato? Beh, diciamo che forse la più molesta tra le due sono proprio io, cioè Porella, lei è al balcone e si trova costretta ad intessere un dialogo con me senza volerlo, perché... Però è stata di aiuto e di supporto, mi sembra di capire. Sì, perché molto spesso questa vicina dava quelle risposte utili a Maria per riflettere sulla propria condizione, le fa capire che essere chiusa in casa non è normale, che è sequestro di persona, le fa capire tante cose e probabilmente aiuta Maria alla sua decisione finale, che però non vi posso ovviamente svelare. Naturalmente, insomma, si deve andare a teatro a vedere. Ritorniamo alla Mimosa, dicevamo questo connubio, questa unione del Centro Guttuso con l'Aido per promuovere la donazione, e un po', insomma, tutto ruota attorno a questo. Sì, infatti il premio va appunto a Flavia Petrini, che è la Presidente Nazionale Associazione Italiana Donatori Organi, una donna impegnata veramente in maniera eccellente, perché dobbiamo dire che effettivamente se noi pensiamo al lavoro che svolgono i ricercatori, i medici e i volontari, veramente c'è da dire un grazie grandissimo, perché tutta la professione medica naturalmente è importante e difficile, ma quella del trapianto penso che sia il massimo. E con Flavia Petrini, che sarà qui con noi, premieremo anche Bruna Piazza, che è la Presidente regionale. E un po' tutti i riconoscimenti che diamo ogni anno sono sempre delle donne impegnate, diciamo, nel campo che noi portiamo avanti per quell'anno, e questo di quest'anno infatti è
donazione organi. E poi c'è ancora una volta questo coinvolgimento delle scuole, come Centro Guttuso avete fatto quell'importante convegno, quell'importante incontro dove appunto medici, ricercatori parlavano della donazione dal punto di vista medico ma anche dal punto di vista sociale. Perché appunto il premio Mimosa non è una giornata che diamo praticamente i riconoscimenti, ma ci sono una serie di iniziative che portano ad affrontare la tematica dell'anno, quest'anno appunto quella donazione, quindi convegno, incontro con le scuole, proprio per sensibilizzare i ragazzi, fatta non da persone diciamo incompetenti, ma persone competenti quali infatti sono venuto dai medici dell'ISMET, del centro trapianti, proprio perché c'è una ignoranza diciamo in materia, quindi una certa paura nel dare un organo, perché si pensa, dice io non lo è ancora vivo, può vivere, e quindi loro hanno spiegato a tutti noi, cioè quelli che erano al convegno, ma soprattutto ai ragazzi, che ci sono dei tempi e che quando si dà un organo praticamente già la persona è completamente morta. Dal punto di vista anche quindi, c'è un protocollo molto serio, insomma, prima che quest'anno si proceda. Infatti dico un tema molto forte perché l'abbiamo visto nei vari incontri, anche perché i ragazzi poi dell'istituto magistrale hanno fatto un video bellissimo dove dicevano appunto aderiamo, perché erano là presenti assieme a tanti altri ragazzi e hanno capito la validità della cosa. Ancora una volta Mimosa vuol dire anche solidarietà, proprio grazie ai soci del Centro Guttuso, ma grazie soprattutto alle tante scuole che hanno aderito al vostro progetto. Sì, perché questo noi l'abbiamo detto sempre, il Centro Guttuso opera nel sociale e quindi per noi il sociale sono soprattutto i giovani, quindi in qualsiasi iniziativa, in qualsiasi cosa che facciamo abbiamo sempre con noi i giovani, perché loro che devono essere educati a tutti questi sentimenti, legalità, a tutto quello che noi abbiamo fatto fino ad oggi, quindi abbiamo sempre le scuole con noi, le istituzioni tutte con noi e i ragazzi con noi. Parleremo poi anche dell'aspetto dello spettacolo, perché c'è anche una parte riservata allo spettacolo. Ritorniamo al convegno allo Spazio Temenos sui 40 anni delle leggi contro la vita e la famiglia. Giuristi per la Vita sarà rappresentato proprio dal suo presidente nazionale, l'avvocato Gianfranco Amato, quindi diciamo una relazione forte e importante, professore Conigli. Ritengo di sì, chiaramente l'avvocato Gianfranco Amato è un esperto, ma non solo per quanto riguarda i due temi specifici, no? Vita e famiglia, perché sono chiaramente, come giustamente San Giovanni Paolo ci ricorda nell'Evangelium Vitae, sono la base costituzionale anche della nostra Carta Costituzionale. Ma anche perché il problema è quell'operazione che è partita da lontano, dal 68, la rivoluzione culturale, per la quale questo mondo in progress, c'è tutto quello che viene trasformato a tal punto che l'operazione è rivolta all'autore del creatore. Visto che il mondo è fatto male, noi lo ripensiamo nuovo. Direbbe Erich Vogelin, il mito del mondo nuovo, visto che è fatto male, noi lo ricostruiamo. E lui parlerà di questo. Allora, giustamente, famiglia, cultura o natura? Allora, ecco, si parla di plurifamiglie, non si sta capendo più niente, perché tecnicamente l'articolo 29 della Costituzione, che parla che la famiglia è fatta per generare e costruire in ambito diciamo costitutivo, no? Cioè fatto da uomo e maschio, c'è l'operazione, le unioni civili ne hanno dato questo ampio spazio di contrasto, perché poi è la famiglia vera, quella che genera, quello che costruisce la base sociale. Diceva uno statista polacco, cos'è la nazione? La nazione è famiglie di famiglie sane, perché se le famiglie sono chiaramente un poco non sane, hanno problematiche perché non generano, eccetera, eccetera, chiaramente la nazione si estingue. Chiudo dicendo, io voglio rilevare quel discorso poco fa che c'è stata una discussione sulla 194, no? 194, dicevo, il legislatore l'ha pensata per tutelare la maternità, però di fatto, dico, è stata utilizzata in chiave strumentale per
sbarrare, e lo sta dicendo il fondatore del centro aiuto alla vita Opera Longanera, cioè voglio dire, vengo dai morti, nel senso che so le problematiche delle donne. Detto questo, è chiaro che allora in maniera apologetica io direi facciamo in modo tale che l'articolo 1 e l'articolo 2 vengano di questa legge inverate, che significa rimozione delle cause di natura economica, perché al CAD bussano alla porta perché non ce la fanno economicamente e sappiamo la povertà che c'è. E poi anche quel discorso, i consultori non possono servire per dare certificazione per fare interruzione volontaria della gravidanza, perché devono creare le condizioni. L'interruzione deve essere l'estrema ratio, bravo, perché è una sconfitta di tutta la comunità. Diceva Santa Madre Teresa di Calcutta, quando una città è incapace di ospitare i propri figli è finita. E oggi stiamo assistendo a questo, perché c'è un'operazione di impoverimento, perché ripeto, il tasso di natalità in Italia è il più basso del mondo, 1,23, cioè praticamente i morti sono più dei vivi. Quindi è chiaro che questo vuole essere non solo per ricordare i 40 anni di questa tragedia, perché poi è una tragedia di cui tutti siamo sconfitti, no? Lo vedo io nella scuola, quest'anno 1 o 2 classi, professore Marchese, che qua lo sappiamo, cioè le classi perdono, come dice, le scuole perdono classi e vengono accorpate, quindi è un problema anche di auto, come dice, organizzare una nazione che rischia praticamente di estinguersi. Quindi in questo senso vogliamo quindi ricordare di rimettere una politica che sia a sostegno della vita e in primis alla famiglia, perché se la famiglia non viene messa in condizione che quando arriva, se vuole fare intanto famiglia e vuole fare una vita, non si deve trovare in difficoltà. Mi è piaciuta l'attrice che ha detto, ecco, mi sono bloccato la vita perché ho partorito, ho messo al mondo una vita. Bellissimo, questa è poesia, questa è veramente la poesia della vita, è una poesia che è grandissima, noi siamo fatti principalmente per questo. Assolutamente. Anche se sempre il giorno 17 maggio, però è alle 18:30, quindi non siete in contrasto, non siete in concorrenza, cioè finisce il convegno e poi si va e poi si va a teatro. No, il microfono altrimenti non si sente. No, dico meno male che non ci facciamo concorrenza, se no mi trovavo costretta a fare una pubblicità. No, finisce il convegno e si va a teatro alla Posta Vecchia. Ritorniamo all'apnea, dicevamo l'associazione che nasce proprio per essere di supporto a chi soffre di questa patologia, a livello italiano proprio si chiama Apnoici Italiani? L'associazione si chiama AAI, Associazione Apnoici Italiani. E poi vedo che in mano ha un librettino che c'è un 5 per 1000, perché? Ah sì, perché noi siamo mi fa piacere che insomma, no, l'ho notato, così si è visto subito. Mi aiuta tanto in questa cosa che noi siamo una Onlus, quindi chiaramente andiamo avanti grazie anche alla possibilità che ci danno gli altri di poter donare il proprio 5 per 1000. Questa è una cosa importante, perché grazie a questi fondi noi chiaramente portiamo avanti quella che è la nostra mission, ovvero l'informazione, come dicevo prima, la divulgazione in maniera corretta e più ampia possibile. Noi abbiamo un sito che vi invito a visitare, www.apneadelsonno.it, dove cosa potete andare a trovare? Troverete chiaramente tutto quello che riguarda l'apnea del sonno, con quelle che sono, diciamo, gli aspetti che portano avanti chiaramente gli specialisti della patologia, perché noi siamo pazienti, non siamo medici, abbiamo chiaramente le nostre professionalità, le nostre specializzazioni, ma non siamo medici. Parlano nel sito i medici e parlano di apnea notturna. Dicevi all'inizio che la cosa importante è chi ti dorme accanto, perché scoprire questa patologia, oltre che dal sintomo principale che è la sonnolenza, che è il sentirsi un po' scossato durante il giorno, è proprio questo sonno che in realtà non è un sonno REM, che esatto, non ti ristora affatto. Esattamente, perché praticamente cosa avviene?
il paziente, prima del paziente, prima ancora di essere paziente naturalmente, perché quando è paziente è già consapevole della situazione, ma ancora prima di essere paziente è una persona che chiaramente ha un problema di russamento e magari appunto sa dalla persona che gli dorme accanto che gli si blocca il respiro. Questi micro perché il fatto di entrare in apnea fondamentalmente è un micro risveglio che danneggia il sonno, solo che non è neanche consapevole alla stessa persona che sta dormendo. Sono dei micro risvegli che inconsapevolmente registra il nostro cervello, e quindi chiaramente questo sta anche ad indicare che non c'è la possibilità di poter, diciamo, come dire, morire nel sonno, perché noi siamo fatti molto bene, la nostra macchina, la nostra fisiologia è fatta in maniera tale che quando c'è l'apnea il nostro cervello registra e ci svegliamo. Solo che non ce ne accorgiamo. Il nostro sonno, un professore diceva come se una macchina durante la notte ripartisse 1000 volte però a strappo. Esattamente, e quindi chiaramente, esattamente, e quindi il nostro sonno non è assolutamente un buon sonno, perché viene sempre interrotto. Il nostro sonno è un sonno che va avanti a cicli. È una patologia invalidante, viene riconosciuta, è una patologia, e quindi ha anche dei benefit da parte dello Stato, no? Allora, la nostra è una patologia cronica. Che significa patologia cronica? Una patologia dalla quale ci si può curare ma non guarisce. Diciamo che le cure, specialmente quando il paziente ha come prescrizione, diciamo, la CPAP, viene inserito in un percorso di invalidità civile, perché lo Stato, quindi le ASL appunto, ci danno incomodato d'uso il ventilatore. E quindi diciamo che noi non paghiamo questo tipo, diciamo, di e poi credo ci sia anche un'assistenza aggeggio continuativa per monitorare come l'andamento del... Sì, noi siamo in maniera, diciamo, intanto perché è la nostra salute, certo. è chiaro, insomma, e quindi quella è la prima cosa, dobbiamo controllarci in maniera tale che tutto proceda nel giusto modo. La nostra è tra l'altro una patologia che ha, diciamo, anche dei risvolti di tipo burocratico, infatti, perché noi dobbiamo dimostrare di fare la cura nella maniera corretta, nella maniera giusta, in maniera tale che, per esempio, nel momento in cui siamo nella situazione di dover o addirittura richiedere una patente o nella situazione di doverla rinnovare, noi dobbiamo dimostrare che in maniera corretta portiamo avanti la nostra cura. Che poi non ha delle problematiche durante. Esattamente, perché diciamo uno diciamo, delle ricadute di questa patologia è appunto la sonnolenza, che può avvenire anche nella guida. Questo per è fortuna quello ci sono i rimedi. Ecco. Esattamente. Allora, Rosario, ti chiedevo adesso qualcosa di positivo, abbiamo parlato dei pesticidi, abbiamo parlato delle navi, abbiamo parlato della burocrazia, del ciliegino che lo vende a 40, loro se lo vendono a 200, ma ci sono nel nostro territorio delle cose buone che devono essere valorizzate. Non lo so, magari andiamo nel mercato del contadino che si fa in diverse città, andiamo proprio direttamente alla fonte. Noi abbiamo parlato dei prodotti degli altri, quelli che arrivano, e parliamo dei nostri, allora, che sono eccezionali. Che i nostri prodotti sono eccezionali. Se vengo nella tua ridente campagna, cosa trovo in questo momento? Ma con immenso piacere. Che cosa trovo in questo momento? Ma vieni a aiutarmi, quello che sì, ma cosa trovi? Qual è il frutto che per il momento in questo momento è una produzione di ortaggi. Sottoterra ci accingiamo. Anche se nel Ragusano un po' di crisi si è un po'. No, non parliamo di crisi. E allora non mi credi. No. Certo, la cosa grave in tutto questo è che poi c'è chi ha fatto gesti insani che poi fanno riflettere, vedi quel ragazzo di Scoglitti che ha deciso di farla finita,
chiaramente un gesto non condivisibile, allucinante, portato dalla disperazione. Stringiamo nell'agrigentino, possiamo dire che va bene l'agricoltura? Ma senti, l'agricoltura fondamentalmente abbiamo un trend positivo, nel senso ci sono tantissime aziende e tantissimi professionisti che si stanno avvicinando al mondo agricolo, perché poi il contatto con la natura, con le produzioni è qualcosa per esperienza di meraviglioso. Riusciamo ad avere delle produzioni eccellenti, perché poi grazie al clima che abbiamo, ai terreni che abbiamo, alla morfologia dei nostri terreni, riusciamo a produrre degli ottimi vini, appunto parlavi proprio degli ottimi vini nella nostra provincia, delle ottime arance. Vedevo poc'anzi dietro ci stava l'arancia Riberella, un grande traguardo, come l'uva di Canicattì, ma i meloni della fascia costiera di Palma e di Licata. È una provincia che è molto variegata e devo dire c'è un'agricoltura fiorente con grandissimi risultati da parte di tantissime aziende nel vino, ma non solo nel vino. Molti si stanno attrezzando nelle conserve, nella trasformazione dei prodotti. I prodotti sani, buoni non mancano. Dobbiamo solamente fare i conti con il mercato globale, perché poi la globalizzazione è questa. Ti posso dire che noi come Confagricoltura ribadiamo sempre di sollevare le clausole di salvaguardia che sono previste nei trattati europei, ma che non vengono spesse volte attuate, perché io, tra virgolette, posso essere d'accordo alla solidarietà come la Mogherini vuole sull'olio e su tanti altri prodotti, ma che l'olio e le olive del Nord Africa vengano in Sicilia e in Italia quando le nostre non ci sono. E poi anche se vengono in contemporanea, Rosario, che sia chiaro, cioè io che vado al supermercato so che l'olio, quelle olive vengono dal Marocco, oppure che vengono da Canicattì piuttosto che dalla Jugoslavia, che io lo sappia, adesso è una paralogico, se in realtà comprare questo o comprare l'altro. Chiarezza che non c'è, di contro veramente è un settore in grande crescita, c'è grande interesse. Certo, così continuando non lo so se continuerà lo stesso entusiasmo, anche perché, dicevamo poc'anzi, dobbiamo fare i conti pure con la burocrazia, con una spesa comunitaria che è completamente bloccata. Nella programmazione 2014-2020 premetto che la Sicilia è ancora obiettivo 1, premetto che la comunità europea ancora per poco, premetto che la comunità europea ha messo da parte dei soldi nostri, e non mi stancherò mai di dirlo, delle tasse che paghiamo, del prelievo fiscale forse eccessivo in confronto agli altri paesi che subiamo, che destinano anche all'agricoltura, e che oggi la Regione Sicilia della spesa comunitaria veramente ha fatto una spesa, credo, a una cifra, a 2 cifre non ci siamo arrivati. Siamo nel 2018, dovremmo essere a metà del cammino, e invece ti posso dire, sfido chiunque, se non ricordo male, nell'ambito agricolo una gradatoria definitiva di iniziative progettuali che ci sono state ad Agrigento e non solo ad Agrigento non c'è. Si immaginano altri bandi, ancora quelli che ci sono non li esitano, si immagina di fare tante altre cose e gli assessori cambiano, i dirigenti cambiano, ma di fatto l'agricoltore che ha delle esigenze, che ha programmato la sua produzione anche d'accordo con la grande distribuzione, su cosa, e invece resta bloccato. Vabbè, io mi faccio l'orto urbano direttamente nel balcone di casa, insomma, devi stare attento su questo, è meglio che ti regalo qualcosa io, una cassetta mia di ciliegino, perché tu sai benissimo che le piante attirano poi l'anidride carbonica, l'aria, e quindi spesse volte è vero che la trasformano, ma in parte però è anche vero che sai, sugli orti fatti dentro le città o vicino alle città sarebbe giusto delle fasce, una piantina di basilico, sarebbe giusto delle fasce di rispetto per le produzioni. Certo, noi ci preoccupiamo di questo, poi possibilmente ci andiamo a mangiare prodotti che vengono, e ritorniamo sempre sul punto, ma è quello, e non mi stancherò mai di dirlo, dall'estero, coltivati chissà come. Io mi sono trovato spesse volte all'estero e devo dirti che ho visto dei metodi di coltivazione che forse neppure mio bisnonno o l'agricoltura dei tempi di mio bisnonno praticava, e che noi li continuiamo a mangiare sempre a danno poi dei conti. Ritorniamo al teatro. La serata di Una donna sola fa parte della rassegna teatrale Civilmente, che è in corso al Teatro Postavecchia. Ma Francesca Epifani, prima di essere una donna sola, che cos'era? O comunque che cosa sarà dopo? Allora,
Io prima di essere una donna sola sono una donna e quindi già dato di fatto, l'importante è che sia chiaro, non si sa mai. Quindi già sono una donna, non sono sola perché sono sposata, sono una mamma e in piccolo sono un'imprenditrice anch'io perché gestisco un teatro a Roma e uno a Brindisi perché io sono di origini brindisine, quindi qualche anno fa ho aperto prima il teatro a Roma, poi ne ho aperto uno a Brindisi, quindi diciamo che mi informo un po' su tutto. Infatti oggi è stato molto divertente per me perché ho sentito tante cose delle quali poi in realtà mi interessa e quindi mi sono molto compiaciuta di questo pomeriggio perché mio papà ha le apnee notturne, sono una donatrice AIDO e quando prendo i prodotti in mano controllo tutto in maniera maniacale perché dopo essere diventata mamma adesso controlli pure l'etichetta dove l'hanno fatta, perché se non l'hanno fatta in Italia non compro l'omogenizzato, non si sa mai. Ti sei servita della legge? Non mi sono servita perché io sono sincera, non condivido totalmente il pensiero però io, come dicevamo, ognuno no, per carità, quindi non me ne sono servita perché comunque anche se non avessi potuto tenere il bambino lo avrei messo al mondo e probabilmente l'avrei dato in adozione. Questo lo possiamo dire sicuramente, ci sono delle leggi a tutela proprio della maternità che la donna può dire al momento del concepimento. Se posso, da neomamma c'è una cosa che vorrei dire a tutela della maternità che probabilmente molti di noi dimenticano. È che forse le mamme vanno rispettate un po' di più, anche le neomamme, no? In fila al supermercato, le donne col pancione, ci sono uomini anche molto maleducati. Col pancione? No, non con la panza come la mia, questa è quella che mi è rimasta, no, col pancione proprio quello pieno, quello in gravidanza. Quello delle donne, però. Quello delle donne, mi dispiace, abbiamo, almeno da questo punto di vista è facile andare avanti. Ci sono donne che vengono quasi scostate con maleducazione, donne che sul lavoro hanno grosse difficoltà ad andare avanti perché se rimani incinta 9 volte su 10 vieni licenziata. Oppure ti fanno firmare prima. Bravissimo. Quindi diciamo che forse la tutela della maternità va vista su tutti i punti di vista, Io soprattutto sono un femminista su quello. convinto, guarda, non vorrei essere blasfemo, professore, se è vero che Dio ha creato l'uomo, secondo me prima ha creato la donna. E noi siamo un derivato, noi uomini siamo un derivato della donna. Poi si è reso conto che era uscito così e poi ha fatto la donna. Ha fatto meglio allora. Ha rifatto la bella, capito? Francesca, dopo una donna sola, hai già programmato qualcosa in avanti, dicevo dopo una donna sola, o andiamo avanti con questa per il momento? Come spettacoli ce n'è un altro che io porto in giro che è Coppia che scoppia, che è una cosa molto più divertente, più brillante, sono le vicende di una coppia che negli anni che si riscoprono da vecchi un po' arrabbiati del loro passato insieme e dicono sai che c'è, lasciamoci e cambiamo le nostre strade e ripercorrono un po' le vicende del passato. Per adesso c'è questo, per il futuro ci sono tante altre cose, ma ovviamente gestendo 2 teatri, adesso gestisco le stagioni teatrali. Avevo promesso alla signora Gucciardino di parlare anche appunto dell'aspetto dello spettacolo all'interno della Mimosa, perché insomma non è solo premiazione, non è premiazione, si passerà una bella serata, solo lacrime, perché tutti i problemi infatti devono essere affrontati con serenità, per dire che diciamo diamo noi sempre il lato positivo della vita e quindi ci sono dei intermezzi musicali a cura dell'Accademia Palladium, Lillo Puccio, 2 ragazzi. Li abbiamo avuti ospiti qua questi, sai? Sì, i gemelli Lucia che suonano il violino. La scuola di danza di Giovanna Di Maria, praticamente quindi un'atmosfera bella veramente. E in un clima sereno si parleranno di problemi molto importanti e concluderà la serata la simpatica attrice e imitatrice Manuela Aureli. Di tutto domenica giorno 20 alle ore 17. La presentazione è fatta dal grandissimo Beppe Moscati, io non lo voglio dire. Modei, no, perché poi sanno che siamo... Gabriello Modei e l'ingresso, sempre lo ripeto, è libero, non è necessario l'invito, è gradita la presenza di tutti fino ad esaurimento posti. Bene, siamo arrivati ridendo e scherzando e anche un po' arrabbiati, cioè dai professore, non ci siamo arrabbiati, no assolutamente. No. E per quanto riguarda
Cosa? Microfono aperto o telecamera chiusa? Telecamera aperta. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento e come al solito nel salutare e nel ringraziare i nostri gentili ospiti della loro presenza chiediamo di farlo con una battuta, una riflessione, una citazione, insomma un qualcosa che caratterizzi anche il vostro essere, il vostro lavoro, la vostra professione, il perché siete qua, insomma. Però deve essere positivo perché noi il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno, a prescindere da tutto. Allora, grazie della presenza e della partecipazione a Sergio Coniglio, dirigente dell'Istituto Re Capriata di Licata e in questo caso anche relatore e promotore del convegno che si terrà giorno 17 allo spazio Temenos di Agrigento. Professore. Sì, io auspico un nuovo modello di sviluppo in cui vita e famiglia diventano il polo centrale di questi nostri rappresentanti politici, di cui ecco, abbiamo grosse difficoltà, perché è chiaro, lì dipende il fondamento stesso della nazione, se vuole continuare a vivere o vuole autospegnersi, quindi è un augurio. Grazie a Lina Urso Gucciardino, presidente del Centro Guttuso di Favara e la Mimosa d'Oro. Io auspico che la cultura della donazione progredisca, perché donare è bello, donare la vita a chi pensa che già sta per perdere è ancora più bello. Grazie anche a Marisa Messina, vicepresidente nazionale dell'associazione Apnoici. Quello che mi farebbe piacere aggiungere è che la nostra associazione, che appunto come dicevo è a livello nazionale, è anche presente in Sicilia in maniera molto più capillare, stiamo portando avanti tante iniziative, non abbiamo avuto tempo di parlarne, però ne abbiamo fatte veramente tante, a Palermo ci sono io, ma ad Agrigento c'è un nostro referente, diciamo, la cosa insomma, che abbiamo oltretutto parte da Palermo e siamo orgogliosi di questo, un gruppo che si chiama Ama e Osa. Ama e Osa, così lo riassumo proprio brevemente. Era solo un saluto però, Marisa. Lo riassumo, ama te stesso, cioè prenditi cura di te e osa, vai oltre la tua malattia, il tuo disagio. Bene, grazie a Rosario Marchese Ragona, coltivatore e anche presidente di Confacultura Agrigento. Grazie a voi, non ci resta che brindare con un bicchiere, secondo me ti ritrovo lì, pieno di vino nostro agrigentino, possibilmente con un piatto di spaghetti fatto con grano siciliano, con contorno di ciliegino di Pachino e non di Pechino, che il problema è sempre quello, innaffiato di olio nostro, della DOP che abbiamo. E viva il nostro territorio allora. Grazie e buona fortuna. Chiaramente con arance di Ribera e uva di Canichetti. Come no? Con Merone Cantalù. Ne abbiamo, caro Presidente. Francesca Epifani, attrice, e il suo spettacolo Una donna sola al Teatro Postavecchia. Io mi auguro di vedervi a teatro, di vedervi numerosi, sia perché è sempre un piacere ovviamente per un attore avere un pubblico numeroso davanti ai propri occhi, ma anche e soprattutto perché questo spettacolo vi farà bene agli occhi, vi farà bene all'anima. Grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie anche e soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti. Buona serata. Buonasera.